Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video real time della serie 4K. Ci troviamo a Zogno, Valle Brembana, provincia di Bergamo. Questo video real time ci porterà fino a Bergamo, capitale orobica, per poi prendere l'autostrada A4. Siamo entrati nel centro abitato di Zogno. Lavori alla rotonda. Abbiamo la macchina davanti un po' indecisa. Se per caso volete vedere questo video in versione editata, lo potete tranquillamente trovare sul canale. È uno dei primissimi video. Sulla nostra sinistra la stazione di Zogno. Qui un tempo passava la ferrovia della Valle Brembana, dismessa il secolo scorso, che pian piano si sta però cercando di ripristinare. Come vedrete più avanti nel corso del video, si sta realizzando la nuova linea tranviaria della provincia di Bergamo, la linea 2 Bergamo-Villa Dalmè, che porta proprio alla porta della Valle Brembana. I sindaci però balladi hanno chiesto fortemente l'arrivo della tranvia fino almeno a Zogno, paese in cui stiamo viaggiando. Se fosse possibile sarebbe anche molto bella vedere la tranvia fino almeno San Giovanni Bianco. Ovvio la Valle Brembana, almeno la parte iniziale della valle, è una valle prettamente chiusa. Quindi si è difficile a realizzare una linea ferroviaria, tranviaria, anche perché il percorso della vecchia linea ferroviaria è stato sostituito da un percorso ciclopedonale. Quindi bisognerà realizzare la nuova infrastruttura su un sedime nuovo per far sì che la pista ciclopedonale rimanga. Stiamo comunque uscendo dal centro abitato di Zogno. Vedete il pullman in arrivo a Zogno. Rotonda della variante di Zogno, quindi se prendiamo la prima uscita si prende l'Alta Valle Brembana, se noi proseguiamo dritti raggiungiamo Bergamo e l'autostrada, l'aeroporto Orio al Serio.
veicoli che non danno precedenza. Lasciamo il centro abitato di Zogno, Capa Ianna, 85 metri. Uscita sulla destra per Brembilla, Sedrina, Ubbiale. Noi proseguiamo dritti, strada statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco. Ecco, non vi ho detto che da quando abbiamo preso la rotonda siamo entrati nella strada statale 470 di competenza ANAS. Viadotto di Sedrina, 1800 metri. Questo viadotto, almeno nella sua prima parte iniziale, 450 metri circa, nell'ultimo anno ha avuto importanti lavori di ammodernamento, rischio diciamo soprattutto sui giunti che erano molto corrosi, solo che si è intervenuto non su tutto il viadotto ma solo su 450 metri di 1800. Terminato il viadotto di Sedrina, tanto sulla nostra sinistra abbiamo passato il centro abitato di Sedrina, sulla nostra destra il centro abitato di Ubbiale. Strada questa che ho percorso anche l'altro giorno nel video in real time che trovate già pubblicato sul canale Sedrina Palazzago. Vi lascio la tendina nel video. Vedete comunque la Valle Brembana che si sta chiudendo. Quindi con un'opera diciamo di grande rilievo, perché per la linea tranviaria sarebbe diciamo ideale fare due binari, uno andata e uno ritorno. Tanto sulla nostra sinistra il centro abitato di Botta, in avvicinamento uscita sulla sinistra Botta Campana. Uscita Botta Campana sulla sinistra. Viadotto Botta, 173 metri. Qui in futuro sorgerà la nuova interconnessione con la tangenziale sud di Bergamo, sperando verrà realizzata il prima possibile. Intanto abbiamo lasciato il territorio comunale di Sedrina, entriamo in quello di Villa Dalmè, capolinea della futura linea tranviaria. E dicevo che per realizzare almeno due binari, ma anche un binario, bisogna creare magari importanti gallerie per evitare l'impatto ambientale o sfruttare la pista ciclopedonale. Quindi speriamo ovviamente che il tram riesca ad arrivare tranquillamente fino a Zogno / San Giovanni, ma che si riesca ad arrivare a un accordo su entrambe le posizioni. Sia nel rispetto dell'ambiente, sia anche nel rispetto dei cittadini che sono ormai stanchi di stare ore e ore nel traffico. Sulla nostra destra il fiume Brembo, che lasceremo fra poco, che bivia verso sud-ovest
Noi invece andremo verso sud-est, raggiungendo Bergamo. Eccoli rallentamenti di Villa d'Almè, sempre per i pendolari della Valle Brembana è sempre un punto cruciale, c'è sempre traffico. Si spera davvero vivamente che venga realizzata il prima possibile la tangenziale sud di Bergamo nell'otto Paladina Sedrina. Siamo entrati nel territorio, nel centro abitato di Villa d'Almè. Chilometro 9, strada statale 470. Fra pochissimo lasceremo la strada statale 470 di competenza ANAS, entreremo nel lotto di competenza provincia di Bergamo. La strada statale 470 parte da Bergamo e arriva a Morbegno in Valtellina, valicando il passo del San Marco. La competenza ANAS parte da Villa d'Almè fino a Morbegno, 90 km e passa di strada. Ecco, siamo giunti alla rotonda dell'Arlecchino. Sulla destra è possibile raggiungere l'autostrada in direzione Milano, invece dritti Villa d'Almè Centro e Bergamo. Qui termina la competenza ANAS. Sulla nostra destra inizia la strada statale 470 di diramazione di competenza ANAS. Noi continuiamo sulla strada statale 470 di competenza provincia di Bergamo. Proseguiamo dritti verso Bergamo, Sorisole. Lasciamo il centro abitato di Villa d'Almè, entriamo in quello di Almè. Tra pochissimo faremo un pit stop per rifornimento. Tanto abbiamo lasciato il centro abitato di Almè. Entriamo in quello di Sorisole. Pausa rifornimento. Ci vediamo più tardi.
eccoci ritornati, strada statale 470. Abbiamo comunque lasciato il territorio comunale di Sorisole, centro abitato Petosino. Siamo a Ponteranica, ultimo paese prima di Bergamo. Siamo nell'Inderland bergamasco. Uscita sulla sinistra per Sorisole. Un po' di traffico in entrata a Bergamo. Questo che si butta nel traffico. Di traffico in entrata a Bergamo.
Siamo a Bergamo. Uscita via Grumellina chiusa, via Maroni da Ponte strada chiusa. Uscita via Grumellina chiusa, via Maironi da Ponte strada chiusa. Manteniamo la sinistra per prendere la circonvallazione di Bergamo. Proseguendo dritti si raggiunge il centro di Bergamo. Circonvallazione di Bergamo, inizio in questo momento sottopasso dalla linea tranviaria in realizzazione, la linea TEB, come dicevo prima. Linea 2 della Valle Brembana. Sulla circonvallazione Fabriciano. Uscita sulla destra per Gewi Stadium, stadio dell'Atalanta, il centro città. In avvicinamento uscita al largo decorati al valor civile, Gorle, Torre Boldone, Bergamo Centro, cimitero Valle Seriana. Da questa uscita è possibile raggiungere anche il quartiere Chorus Life, una sorta di City Life di Bergamo, un quartiere riqualificato moderno, stile moderno. Aperto pochi mesi fa. Tanto siamo entrati in circonvallazione delle valli, sempre strada statale 470 in questo tratto di competenza comunale, ovviamente come nelle grandi città. Missione da destra, veicoli provenienti dalla Valle Seriana. Uscita sulla destra per Bergamo Celadina, Brescia, Lovere, il Lago di Seo, il centro città. Noi proseguiamo dritti verso la autostrada, l'aeroporto, sotto il monte Giovanni XXIII, città natale di Papa Roncalli. Viadotto Boccaleone, 877 metri. Il quartiere Boccaleone in questi mesi è interessato dai lavori della realizzazione del treno Bergamo Aeroporto Oriol Serio. Nel 2026 ci sarà il collegamento diretto tra la stazione centrale di Milano e l'aeroporto di Bergamo, che in questi anni sta continuando ad evolversi. Ricordiamo che l'aeroporto di Oriol Serio è il terzo aeroporto in Italia,
dopo Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il vantaggio dell'aeroporto di Orio al Serio sono i suoi voli low cost. Uscita sulla destra per Bergamo Centro, Città Alta, quartiere Colognola, scusate. Raggiungibile anche la stazione ferroviaria, anche quella, oltre ad essere interessata dai lavori della realizzazione del treno per Orio, è interessata per il raddoppio della linea Bergamo-Ponte San Pietro e dell'ammodernamento della stessa stazione ferroviaria. Si è pensato come idea di unire la città, non di dividere, essendo che la linea ferroviaria divide la città in due parti. Si è pensato con quest'ultima di unirla. Noi proseguiamo dritti verso Orio al Serio, Fiera, Ospedale, autostrada, Milano, Lecco, Como, Treviglio. Siamo ormai giunti all'innesto con l'autostrada A4 e l'asse interurbano. Questo svincolo è stato realizzato recentemente. Pomello chiuso entrate Torino-Venezia 26.5 per Milano, coda tratti raccordo tendenza a destra, viale Certosa. Noi agevoliamo l'immissione a destra. Bergamo Centro, Orio al Serio 4 Milano-Venezia. Intanto lasciamo la strada statale 470, entriamo nell'asse interurbano di Bergamo, ma svoltiamo subito prendendo Orio al Serio, autostrada. Questo rondò, questo svincolo, lo svincolo della 4 di Bergamo, come dicevo prima, è stato realizzato pochi mesi fa. Prima c'era una rotonda che creava molti ingorghi, invece adesso con rampe dedicate la situazione rimane più scorrevole. Casello autostradale di Bergamo, Autostrade per l'Italia, inizio competenza. Telepass. Direzione Venezia. Io vi ringrazio di aver seguito questo video Bergamo-Zogno. Uscirà prossimamente anche il video di real time in direzione Venezia della A4. Vi aspetto, alla prossima!